nato a Leeds il nuovo campione triveneto professionisti. Complimenti Duncan, meno 12 è un bel giocare. E oggi è veramente un bel giocare, pensavo dopo 9 buche che ha fatto già abbastanza, poi Antonio di 7 mi ha detto che Scarpa e Grillo hanno meno 10 anche loro, allora dovevamo lottare fino alla fine, però alla fine siamo riusciti a farlo. Dove hai vinto la gara? Una gara si può perdere o vincere a una buca? Credo che ho vinto quando ho capito che Giorgio Grillo e Massimo Scarpa erano meno 5, meno 6 per la giornata, perché in questo campo qua 3-4 buche devi sempre fare i birdie e questo mi ha portato avanti sia concentrazione, impegno, sapendo che non potevo mollare. Magari se non sapevo qualche colpetto facevo partire. Tu sei al gioco molto lungo, ma sei soprattutto forte negli approcci e nei putt. Ma il putt non tanto, sono forti di testa, quello che conta. I tuoi prossimi impegni, so che ogni anno sei uno di quelli che tentano di fare la grande scalata. Ormai a mia età non più, adesso devo insegnare a gente come te, teniamo un po' di skate, speriamo che mi lo giochi in Italia, il resto io sto tranquillo a giocare a queste gare qua e mi diverto di più, meno stressante. Scherzando ho detto non facciamo un'intervista di golf, parliamo di calcio. Sì, io non sono neanche scozzese, però purtroppo tipo anche Scozia contro l'Italia 17, non devo dire questo, magari mi cacciano via d'Italia, però comunque sarà una grande partita. Da quanti anni sei in Italia ormai? Ormai sono dal 91, anche se non si sente come parlo, però sto bene qua e vediamo, i prossimi anni credo di stare qua e spero vedere un po' la crescita del golf in Italia, appunto. Ecco, aiutarlo. Questo golf in Italia che non riesce a crescere, perché? Non siamo proprio capaci a giocare a golf. Ma non credo che ti danno abbastanza spazio in TV a raccontare tutto, però facciamo il nostro meglio e speriamo che prima o poi certi gruppi, sia federazione, anche il PGA, capiscono veramente come vanno le cose, però nel frattempo noi andiamo avanti sperando che tiriamo su qualcuno. Un po' di politica anziché agonismo, che deve essere il contrario. Alla Montecchia come vanno le cose? Fantastico, un grande posto, c'è il mio compagno maestro Villa, Davide Villa, che è un gran maestro e ci stiamo benissimo, pieni di lavoro, soci per fortuna un po' più giovani del solito, magari non dovevo dire quello, però no, benissimo, grande club. Grande club anche di belle donne, complimenti ancora e complimenti al campione triveneto. Grazie. Through the storm we reach the shore. You give it all, but I want more. And I'm waiting. Dulcis, in fondo i risultati della terza edizione del campionato Veneto Professionisti che si è svolto appunto ad Albarella. Ha vinto un inglese di Leeds, Duncan Masfrot, che insegna golf alla Montecchia, con 132 colpi in 2 giorni di gara, cioè meno 12 sotto il par del campo, meno 5 il primo giorno, meno 7 il secondo. Davvero una formidabile prestazione, però ha battuto di un solo colpo, pensate, Giorgio Grillo e Massimo Scarpa, che hanno appunto concluso con 133 colpi.